con il 55% si riconferma il sindaco uscente Marco Dori per il centro-sinistra nella sfida a 5 per la poltrona primo cittadino. A Milano vince il centro-sinistra con Tiziano Baggio con oltre il 51% nel passaggio di consegne con la sindaca uscente Maria Rosa Pavanello. Santa Maria di Sala vince l'assessore uscente Natascia Rocchi, che raccoglie l'eredità di Nicola Frangomeni. La candidata del centro-sinistra stacca gli avversari di Lega e Crescere Insieme. 4 i comuni del Veneziano sotto i 15.000 abitanti che hanno i loro sindaci sono quelli di Salzano, Noventa di Piave, Campagna, Lupia e Pramaggiore. Il cadavere di un uomo ripescato questa mattina lungo le acque del canale Arrevedoli ed Eraclea è giallo. Sulle cause e sull'identità stanno indagando i carabinieri. Al petrolchimico di Porto Marghera domani arriva il segretario nazionale della CGIL Maurizio Landini per dare sostegno ai lavoratori ad un mese dall'occupazione. Presentata la nuova stagione 2022-2023 del Teatro Stabile del Veneto, divenuto Teatro Nazionale, raccoglie la programmazione del Goldoni di Venezia, il del Monaco di Treviso e Verdi di Padova. TG Venezia, buonasera, ben ritrovati. Partiamo ovviamente con i risultati delle elezioni, il nostro sguardo sui comuni maggiori del Veneziano. Partiamo subito con la nostra Ilaria Marchiori a Mira con il 55% per la riconferma del sindaco uscente. Ilaria, buonasera. Sì, buonasera Anna, buonasera ai nostri telespettatori. Siamo qui a Mira, come vedete a mio fianco c'è il vincitore di queste elezioni amministrative 2022, si riconferma sindaco, tra l'altro per la prima volta nella storia di Mira da quando è stata fatta la nuova legge, che viene riconfermato. Quindi Dori, allora innanzitutto una riconferma e un risultato storico, come commenta? Un commento. Innanzitutto un grazie ai cittadini e soprattutto alla squadra che è qui riunita, perché è un risultato non personale ma un risultato di tutti ovviamente. Stanno applaudendo tutti, forse lo sentite. Abbiamo sfatato questo tabù, ovviamente è una sensazione bellissima perché abbiamo vinto praticamente dappertutto con un successo su tutto il territorio. Questa è una città di 40.000 abitanti, quindi vuol dire che abbiamo lavorato bene, i cittadini hanno premiato la serietà, la continuità, ma anche, devo dire, una campagna elettorale fatta un po' come si faceva una volta, casa per casa, strada per casa, con grande disponibilità, grande senso anche di spirito di servizio, che è la nostra cifra vincente e che ovviamente da domani rimettiamo in gioco per i nostri concittadini. Dori, questo è un risultato particolare perché da quello che abbiamo visto dai voti, dal voto che hanno espresso i miresi, qui è stato votato il sindaco e poi la persona, proprio sembra che i miresi volessero proprio Marco Dori più che riconfermare il centro-sinistra con il Partito Democratico e tutte le liste che l'hanno accompagnata. Hanno voluto votare proprio lei. Beh, guardate, questo chiaramente è un segnale anche di responsabilità, ma lo slogan della nostra campagna era il sindaco c'è, ma perché io ci sono sempre stato, quindi i cittadini hanno imparato a conoscermi. 5 anni fa ero uno sconosciuto, però in questi anni mi sono prodigato per risolvere tanti problemi piccoli e grandi e sempre mettendoci la faccia, quindi è un successo della nostra coalizione di centro-sinistra, e se qualcuno ha preferito votare me gli dico grazie, ma è chiaramente un risultato da condividere sempre con tutti. Ecco Dori, un'ultima domanda perché i tempi sono stretti e i collegamenti sono molti in questo nostro telegiornale. Qui c'è sua moglie, adesso non è qui collegata con noi, ma perché sta parlando ovviamente con tutte le persone che si stanno congratulando proprio con Marco Dori. Vediamo se riusciamo a chiamarla. Allora, eccola qui abbiamo la moglie di Marco Dori. Allora, guardate che belli che sono. Lei allora è contenta o Marco sarà assente da casa ancora per 5 anni? Sappiamo che avete anche una bimba piccola. Sicuramente sono molto orgogliosa di Marco, del risultato che abbiamo ottenuto anche insieme e penso sia un orgoglio anche per nostra figlia. Non è stato facile stargli vicino anche in questa campagna elettorale. Ecco, abbiamo un momento.
commovente, eccoli qui. Queste immagini parlano da sole. Allora una coppia, una bella coppia, una giovane coppia con una bella bimba che ha faticato e lottato anche insieme per raggiungere questo obiettivo. E allora un augurio anche proprio per questo e insomma anche quando si vede la famiglia è sempre davvero molto bello. Se non ci sono altre domande qui da Mira per Marco Dori, io restituisco la linea allo studio. Sì, grazie alla nostra Ilaria Marchiori. Abbiamo da raggiungere immediatamente il nostro arrivederci al nostro Filippo Fois che invece si trova a Milano dove ha vinto il centro-sinistra. Buonasera Filippo. Buonasera Anna, i telespettatori, sono in compagnia, come vedete, del neo sindaco di Milano, Tiziano Baggio. C'è stato per un istante, Baggio ha detto la sua vittoria non era così scontata, c'è stato un momento in cui si è pensato si potesse andare al ballottaggio, poi invece ha raggiunto abbondantemente il 50%, l'abbondantemente superato. Sì, i dati dicono questo, siamo molto felici di mettersi a disposizione dei cittadini. Abbiamo proposto un'esperienza politica nuova con una maggioranza di tipo diverso, imperniata in modo particolare sulle liste civiche. Il Partito Democratico si è messo a disposizione, la campagna elettorale è stata imperniata sulla propositività e sulla correttezza e sulle idee. I cittadini e le cittadine di Milano hanno premiato, la responsabilità è molto grande, ma siamo pronti a lavorare. Noi adesso abbiamo visto i dati, sono 17 sezioni su 35 quelli che abbiamo mandato in onda, 25, e c'è da dire però che noi siamo un pochino più avanti col conteggio perché in contatto con gli estimatori di lista, per cui sappiamo che siamo abbondantemente sopra quei 50,3 che in questo momento vediamo. Le prime cose da fare in Milano. Io ho visto che il suo slogan era strada per strada, quindi anche acquisendo una grossa partecipazione dei cittadini per ogni realtà che compone questo comune. Sì, lo slogan era strada per strada insieme per Milano. Così abbiamo condotto la campagna elettorale e così avremo una ministra non da solo, amministreremo insieme alla nostra squadra con cui abbiamo costruito il programma, però soprattutto saremo vicini ai cittadini, lo faremo insieme con loro, in modo particolare con le persone che ci hanno sostenuto, ma soprattutto con le persone che non hanno votato e con le persone che hanno scelto, come giusto che sia, delle proposte e delle idee diverse. Io vorrò veramente essere il sindaco di tutti e lavorerò per questo a partire dal Consiglio Comunale. Perfetto, ringraziamo Tiziano Baggio. Tra l'altro noi ci siamo ricavati questo spazietto per fare questa breve conversazione perché fuori c'è la festa e in parte chiaramente non avremmo potuto far sentire le nostre voci. Noi lasciamo giustamente per stasera il nuovo sindaco di Milano a festeggiare e domani sarà lavorare. Certo che sì, da subito, strada per strada, insieme a me. Grazie. A te la linea, Anna. Filippo Fois, allora come già fatto anche per le altre province andiamo a vedere i sindaci eletti in altri comuni importanti del Veneziano. Partiamo con Santa Maria di Sala dove vince l'assessore uscente Natascia Rocchi che raccoglie l'eredità di Nicola Frangomeni. La candidata del centrodestra stacca gli avversari di Lega e Crescere Insieme e viene dunque eletta sindaca con il 69,6% di voti. Poi andiamo a Salzano. No, partiamo da Marcon, perdonatemi, Matteo Romanello, 72,57%, vince, sbaraglia onestamente gli avversari con una cordata del centrodestra, l'affluenza piuttosto alta per il comune di Marcon, 52,43%. Dovremmo avere anche le schede degli altri comuni, Salzano. In provincia di Venezia lo spoglio per i 9 sindaci, comune sotto i 15.000 abitanti Salzano, già si conosce il nome del nuovo sindaco che è Luciano Bettetto, ancora primo cittadino di Salzano con la sua lista Cambiamo Salzano, ha vinto con 2.809 voti, 54,10%. Noventa di Piave, Claudio Marian, rieletto sindaco di Noventa, il primo cittadino uscente rieletto con oltre il 60%, 62,0% di voti, staccando nettamente gli altri due avversari. Abbiamo poi Pramaggiore dove Fausto Pivetta fa una sorta di all-in con il 100% di voti e l'affluenza invece si è fermata al 47,%. Campagna Luppia, Alberto Nattina il nuovo sindaco con il 63,5%.
43,38% di voti. Siamo ora alla cronaca, l'avete sentito nei nostri titoli, la cronaca ci porta ad Eraclea. Il cadavere di un uomo è stato ripescato questa mattina lungo le acque del canale Revedoli. Vediamo. È gialla ad Eraclea per il corpo privo di vita di un uomo in canale Revedoli avvistato da una persona in barchino all'allarme questa mattina verso le 7 con il corpo che galleggiava a pelo d'acqua. Sul posto i carabinieri di Eraclea e di Sandona di Piave e i vigili del fuoco. Quest'ultimi si sono occupati del recupero della salma affiorata nel punto in cui il canale si innesta nel Piave. Al momento non è nota l'identità della persona deceduta. In base ai primi accertamenti si tratterebbe di un uomo con un'età tra i 60 e i 70 anni. Da una prima verifica sul corpo dell'uomo non sarebbero stati rilevati segni di violenza. I carabinieri stanno ora cercando di ricostruire l'accaduto. Per il momento tutte le ipotesi sono aperte, tra le quali quella di una persona scomparsa che potrebbe essere anche finita in acqua ed essere poi stata trascinata dalle correnti. Attenzione perché domani al Petrolchimico di Porto Marghera arriva il segretario nazionale della CGIL, Maurizio Landini, per dare sostegno ai lavoratori ad oltre un mese dall'occupazione. Ci occupiamo ora del Teatro Stabile del Veneto, divenuto Teatro Nazionale, che gestirà la programmazione del Goldoni, del Monaco e del Verdi. Questa è anche la giornata per noi che ci dà l'occasione per celebrare il reinserimento del Teatro Stabile del Veneto nel novero dei teatri nazionali in Italia, e questo ci riempie di orgoglio, ma è altresì una grande responsabilità per tutti i soci, naturalmente tutti i partner. Un cartellone di oltre 30 titoli con più di 160 giornate di spettacolo. Presentata a Venezia la stagione 2022-2023 del Teatro Stabile del Veneto, diventato Teatro Nazionale. Gestisce la programmazione del Teatro Goldoni a Venezia, il Mario del Monaco a Treviso, il Verdi e il Maddalena a Padova. Tra i progetti speciali in programma sui palcoscenici si contano anche 6 novità con produzione e coproduzione Teatro Stabile, 3 debutti in prima nazionale, un'esclusiva italiana con Isabella Gianni che interpreta Marilyn Monroe, e tra gli spettacoli Pa, titolo della celebrazione del centenario della nascita di Pierpaolo Pasolini. Dobbiamo far capire che cosa significa essere tornati Teatro Nazionale, perché certamente è giusto festeggiare, altrettanto doveroso è prendere in carico tutti i pesi che da questo derivano. Dopo il successo del debutto a Venezia, Spettri, una produzione Teatro Stabile diretta da Rimas Tuminas, inaugura la stagione del Verdi a Padova e del Mario del Monaco a Treviso. Sarà una stagione fantasmagorica, con una serie di attori straordinari. Grandi attrici come Elena Sofia Ricci, Vanessa Gravina, Iaia Forte, Elisabetta Pozzi, solo per citarne alcune, grandi attori tra cui Alessio Boni, Claudio Biso, Cesare Bocci. Finalmente si torna a teatro, grande impegno dovrà esserci da parte di tutti per restituire il pubblico al proprio teatro. Questo era il nostro ultimo servizio, grazie per essere stati in nostra compagnia. Dopo di noi TG Treviso, arrivederci. Bentrovati al Meteo. La settimana prosegue in un contesto pienamente estivo, segnata poi dalla presenza dell'anticiclone africano. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 14 giugno. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, cielo in genere poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno, a tratti qualche locale modesto addensamento, specie sui rilievi, dove non si escludono anche dei piovaschi in giornata, ma la possibilità sarà nel complesso piuttosto bassa. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 15 e 21 gradi, massime comprese invece tra i 26 e i 30 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo una residua nuvolosità alle prime ore del mattino, specie su costa e zone orientali, altrove invece tanto sole. Temperature minime sui 16-20 gradi, massime sui 28-29 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà molto soleggiato al massimo con qualche nube a carattere sparso.
Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime sui 29 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.